Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta e diamo subito la linea e buon lavoro a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari in regia, buongiorno Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7:31 e venerdì 9 giugno. Vi ricordo subito l'home page, la prima pagina, e da lì potete partire del nostro sito di Radio Libertà. Vi potete scaricare anche la seconda puntata della lettura integrale dei Promessi Sposi, che proseguirà per tutta l'estate, l'avventura editoriale dell'estate. Forse durerà più di altre realtà. Ad ogni modo, siamo solo al capitolo 2, ce ne sono 38 puliti, e poi la storia della colonna infame. Ve la potete scaricare in podcast, ascoltarvela quando vi pare, sul sito di radiolibertà.net. Tutti i lunedì e i giovedì, dalle 17 alle 18, in replica alle 21, sia il lunedì che il giovedì, e sul nostro sito da scaricare la versione integrale. Intanto la pagina Facebook di Radio Libertà per avere il palinsesto di giornata come sempre, e l'agenzia ANSA che apre la sua prima pagina stamani, poi lo vediamo un po' meglio con l'intesa in extremis tra i 27 paesi dell'Unione Europea sulla questione dei migranti, 2 pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera, sulla gestione dell'asilo. Il ministro Piantedosi poi commenta con l'agenzia ANSA e Giorgia Meloni ha detto: bisogna affrontare il tema alla partenza, cioè all'origine, e insieme. Doveroso e meritorio, ha aggiunto il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, il soccorso ai migranti in mare. Secondo titolo per Trump dagli Stati Uniti: sono incriminato per i documenti riservati, convocato in tribunale per martedì, è un giorno buio per l'America, dice l'ex presidente. Poi i pestaggi dei poliziotti a Verona, ci sono immagini delle violenze. La bimba morta in auto a Roma, il papà dice: l'ho lasciata a scuola, non so cosa sia successo, sono convinta di averla portata all'asilo. Il decorso post-operatorio regolare per Papa Francesco e l'offensiva di Kiev. Parleremo poi della guerra alle 8:30 con lo scrittore Nikolai Lilin, che ha appena pubblicato un altro libro, il terzo sulla questione della Russia e dell'Ucraina, e anche di questo suo ultimo libro sulla guerra e la paura parleremo tra poco alle 8:30. Allarme a Zaporizhzhia, scrive l'agenzia ANSA stamani. Acqua insufficiente dalla diga per la centrale nucleare è l'allarme, ma l'ente atomico internazionale dell'ONU, l'AIEA, rassicura. Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Scholz a Roma, un nuovo patto di stabilità, cioè nuove regole di finanza pubblica, è il progetto. E poi Giulia, vittima di martirio, in migliaia alla fiaccolata. Il sindaco di Sant'Antimo dice: intitoleremo a lei il centro antiviolenza. L'omicidio di questi giorni, che ha tenuto banco in maniera anche oscena, a dir la verità, presso i mezzi di informazione. L'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, torna a bacchettare il governo e segnatamente Salvini su PNRR e Ponte sullo Stretto, anche questo lo vediamo dopo, e la risposta di Salvini. E poi col coltello contro i passeggini, shock in Francia, gravi 4 bambini. È stato arrestato l'autore dell'attacco a coltello contro i passeggini, con i bambini ovviamente. Si tratta di un siriano richiedente asilo, cristiano e non musulmano. Aveva ottenuto l'asilo in Italia, in Svizzera, forse in Svezia, dicono fonti dell'inchiesta. Si è scagliato contro adulti e bambini nel parco di Annecy, grave anche un anziano, escluso il terrorismo. A proposito di Sant'Antimo, è successo nello stesso paesetto del caso di Giulia Tramontano un altro duplice omicidio. 2 cognati sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco da un signore, il suocero, era il papà degli altri 2 coniugi,
Era convinto che i due avessero una tresca tra di loro. Il suocero si è costituito. Maturità nelle zone alluvionate, ci sarà soltanto il colloquio orale, e poi smart working nel privato e bonus estate nel turismo. Il decreto lavoro e gli emendamenti, smart working fino al 31 dicembre, sul pubblico verifiche in corso. Questo in sintesi il menù delle notizie di oggi in prima pagina sull'agenzia ANSA. Andiamo a vedere un po' meglio la questione dell'accordo sui migranti, un accordo impossibile ma fattibile, scrive l'agenzia ANSA, parlando di ciò che aveva fatto trapelare un diplomatico alla vigilia di questo accordo al Consiglio Affari Interni nel Lussemburgo sulla questione dei migranti tra i 27 paesi. I 27 hanno raggiunto un testo di compromesso su 2 pacchetti di norme che costituiscono il nuovo patto sui migranti dopo una lunga maratona negoziale. A votare contro sono state Polonia e Ungheria. Un grande giorno, ha detto la ministra svedese per l'immigrazione Stenergaard, presidente di turno. L'Italia ha giocato un ruolo decisivo. Abbiamo avuto, dice il ministro dell'Interno italiano Piantedosi, una posizione di grande responsabilità, trovando corrispondenza da altri paesi. Riteniamo sia un giorno in cui parte qualcosa. D'altra parte una cosa è emersa: senza l'Italia la Svezia non avrebbe forzato la votazione a maggioranza qualificata. L'attenzione si è concentrata sui dettagli più caldi, spiega ancora il ministro dell'Interno. La decisione presa ruota intorno alla procedura d'asilo e alla gestione di asilo e migrazione, cioè non l'intera riforma, che è grandissima, mastodontica e conta altre misure ancora in esame. La riforma della procedura d'asilo prevede l'istituzione di un percorso rapido con regole condivise europee per trattare la domanda di asilo che proviene da quei paesi con un basso grado di accettazione, cioè che accettano meno del 20%, e creare una certa quota attraverso una formula secondo la quale ognuno dei 27 paesi è obbligato ad applicare la procedura accelerata, traduzione, controlli e responsabilità. Ora l'Unione Europea si doterà di una capacità di gestione fissata a 30.000 posti con un coefficiente di moltiplicazione progressivo di 2, 3 e 4 nell'arco di 3 anni. Avete capito tutto finora, no? È chiarissimo. A contare non è il migrante singolo, ma il posto, e siccome la domanda di richiesta d'asilo dovrà essere evasa entro 12 settimane, si calcola che il primo anno il tetto sarà 60.000, cioè meno della metà di quelli che sono già arrivati in un anno solo in Italia, poi 90.000 e infine 120.000. Il tutto ripartito tra i 27 paesi sulla base di PIL e popolazione. Sarà poi la Commissione a stabilire se un paese ha bisogno della solidarietà in caso di boom di arrivi. In quel caso sarà esentato dalla procedura di frontiera europea e potrà accedere a un bacino di 30.000 ricollocamenti da ottenere in forma pratica oppure pagando con un finanziamento di 20.000 euro per ogni migrante non trasferito, meccanismo di una cristallina limpidezza, come potete apprezzare. La novità sta nel fatto che l'Italia ha ottenuto che questi denari confluiscano in un fondo gestito da Bruxelles per attuare progetti per la cosiddetta dimensione esterna. È tutto chiaro, è tutto limpido, vero? Mentre per quanto concerne la questione del PNRR e del ponte sullo stretto, le bacchettate del presidente dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in pratica contro Salvini, per il PNRR sono indispensabili trasparenza, un sistema di controlli e decisiva per la sua riuscita, la rinegoziazione di alcune misure, bisogna spostare gli investimenti su altri finanziamenti e nel codice degli appalti sono state introdotte troppe deroghe, troppe scorciatoie pericolose, dice il presidente dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, Giuseppe Busia. Per quanto concerne il ponte sullo stretto di Messina, c'è una grossa pecca, uno squilibrio nel rapporto tra parte pubblica e parte privata, con danno per la parte pubblica. Replica il Ministero delle Infrastrutture, cioè Salvini: questi rilievi, le preoccupazioni dell'autorità anticorruzione sono totalmente infondate, sia sul ponte sullo stretto, sia per quanto concerne il nuovo codice degli appalti, dice il Ministero di Salvini. Sul giornale è Stefano Zurlo a raccogliere le osservazioni di Matteo Salvini. Salvini assicura sarà il ponte sullo stretto più studiato al mondo. Cantieri aperti nell'estate del 24 per quanto concerne la questione ponte e le critiche dell'ANAC. Colloquio col leader leghista che guarda al voto delle europee. Noi stiamo portando la destra al governo europeo senza veti, dice Salvini. Entro questo mese saranno scelti 9 esperti a guida del lavoro. Sui fondi europei, lo garantito il ministro Fitto, saranno spesi tutti i soldi
fino all'ultimo centesimo. Matteo Salvini rincorre il tempo, scrive Stefano Zurlo sul Giornale. Si riunisce con i nuovi vertici della società Ponte sullo Stretto di Messina, va a pranzo con André Ventura, leader emergente della destra portoghese, un tour de force, una serie di considerazioni politiche condivise con alcuni quotidiani, infatti le riporta anche il Tempo, come vedremo tra poco. La frenesia da cronoprogramma, che è un classico del nostro ministro delle infrastrutture e leader della Lega, che vuole scuotere l'albero immobile delle opere pubbliche. Così sul Giornale. Sul quotidiano Il Tempo, appunto, Filippo Caleri raccoglie invece le osservazioni di Matteo Salvini: siamo pronti a usare i fondi del PNRR non spesi e se il ministro Fitto mi autorizza, con 1 miliardo riduco le perdite idriche in tutta Italia, annunzia Salvini. Ho 100 progetti infrastrutturali che devo solo finanziare. Per la questione del ponte sullo Stretto, cronoprogramma appena approvato, il primo treno passerà sullo Stretto di Messina, sul ponte ovviamente, non sulle acque, nel 2032. I cantieri al via la prossima estate, scrive ancora Il Tempo. E poi il codice della strada: arriveranno targa, assicurazione, casco per chi usa i monopattini, un modello unico regolamentato per gli autovelox in tutta Italia. A giorni poi sarà composta la commissione di 9 super esperti che seguirà il collegamento Sicilia-Calabria. 9 super esperti che lavoreranno al ponte sullo Stretto di Messina. Mentre lasciamo queste piccole anticipazioni, andiamo a vedere direttamente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire apre la sua prima pagina, il quotidiano di ispirazione cattolica, con i migranti. L'Unione Europea fa un passo. Ci sarà una nuova procedura d'asilo, si parla di solidarietà obbligatoria, ma si potranno rifiutare i profughi pagando 20.000 euro a persona. Spazio ad accordi tra singoli paesi per i rimpatri. Un primo accordo tra i ministri, si vedrà. Interessante reportage su Avvenire, quello di Elena Molinari, che ci dice che in America invece, o meglio negli Stati Uniti d'America, la gestione della questione migratoria non è stata molto diversa con Biden. Biden come Trump, prima di lui come Obama, prima di lui Bush, Clinton, tutti hanno fatto muri, hanno cercato di limitare l'afflusso di irregolari. In particolare il Texas è diventato una prigione per gli stranieri che non hanno titolo di stare negli Stati Uniti. Così racconta Elena Molinari sul quotidiano cattolico Avvenire. In Ucraina le prime prove di controffensiva e le forze russe sparano sugli sfollati della diga a Kherson, allarme per la centrale a Zaporizhia. Da Avvenire al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina, adesso ci arriviamo, con l'accordo sui migranti in Unione Europea, del quale abbiamo già capito il sostanziale carattere di impalcatura molto molto generale, l'avanzata di Kiev per il contrattacco, le photoshock delle torture nella questura di Verona. E poi parla il ministro Misiani: con il PNRR abbiamo ereditato tanti ostacoli, tanti ritardi, le accuse contro di noi sono surreali. Lasciamo nella prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. La frasetta sopra la testata oggi è dedicata ai rilievi che il presidente della Camera Fontana ha fatto al governo: troppi decreti, troppo eterogenei. Il ministro Musumeci promette una ricostruzione in Romagna in 9 anni. E il Fatto si domanda: ma questi qua, se più che fascisti fossero solo degli incapaci? La domanda peraltro oltrepassa i confini della destra, abbraccia quelli della sinistra, del centro, di sopra e di sotto, per essere qualunquisti fino in fondo. Il direttore di Limes Caracciolo: se l'Ucraina entra nella NATO siamo in guerra pure noi, che è una discreta scoperta, diciamo così. Mentre nel decreto lavoro niente più causali anche sui mini contratti, contro reddito di cittadinanza e decreto dignità. Pessima riforma. E ancora in primo piano sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, mostra sulla Lollobrigida: la cura alla leghista Borgonzoni costa 280.000 euro a Roma. I mondi di Gina si intitola la mostra curata dalla sottosegretaria leghista Borgonzoni. Mentre Marco Travaglio torna sulla questione, intanto c'è l'apertura, stavamo dimenticando il titolo principale del Fatto Quotidiano, che naturalmente è dedicato alle parole del presidente dell'anticorruzione Busia. Sul ponte un regalo ai privati, sul PNRR è stato un errore abolire i controlli.
Vantaggi a WeBuild nella causa allo Stato sul ponte sullo Stretto e poi la norma anti-Corte dei Conti indebolisce la pubblica amministrazione. Chiagni e Foti, con una T sola, non Fotti, non Chiagni e Fotti. Foti è il protagonista della vicenda di Bibbiano. È l'oggetto della riflessione di Marco Travaglio. La combriccola di, aperte virgolette, giornalisti, come a dire che giornalisti, che parla di processi che non conosce, ha emesso un'altra sentenza. Siccome Claudio Foti, condannato in primo grado a 4 anni, è stato assolto in appello per la vecchia insufficienza di prove, articolo 530,2 CPP, da un solo episodio del caso Bibbiano, allora sono innocenti pure gli altri 17 imputati, tuttora a processo a Reggio Emilia per un centinaio di capi di imputazione con 155 testi e migliaia di intercettazioni, già avallati da un GUP, da 3 giudici del riesame e da 5 di Cassazione. Insomma, a Bibbiano non è successo niente. Mentana, inteso come Enrico, la 7, chiede scusa a Foti a nome di tutto il sistema dei mass media, ma parlare per sé, scrive giustamente Travaglio. La stampa dice che il paese esce dall'incubo, che non sono i bambini strappati alle famiglie con false accuse, ma il processo a chi le fabbricò. Per il Messaggero crolla il castello di carta, eccetera, eccetera. Insomma, tutti a dire innocenti, adesso scusiamoci, eccetera. Questo bel quadretto illumina la credibilità dei garantisti all'italiana, che beatificano lo psicologo per ora assolto, c'è ancora la Cassazione e fingono di non sapere che nulla è più giustizialista del metodo da lui teorizzato e praticato in varie parti d'Italia e proseguito a Bibbiano dai suoi seguaci, fra cui la moglie, imputata a Reggio Emilia. Le perizie della sua onlus, Ansel e Gretel, hanno accusato decine di genitori, nonni, zii, maestri di aver violentato, abusato, menato, perfino coinvolto in riti satanici un'infinità di bimbi che per questo furono sottratti alle famiglie e affidati ad altre. Dopodiché si è scoperto che non avevano fatto nulla. Sono stati assolti e i bambini sono tornati in famiglia e a scuola, se intanto i genitori e maestri non si erano suicidati o ammalati. Bel garantismo. Ricordate le maestre, la Bidella, lo scrittore di Rignano Flaminio, sputtanati come pedofili poi assolti? C'erano anche le perizie di Foti. Il seguito fu nella Bassa Modenese, dove però l'inchiesta giornalistica Veleno di Pablo Trincia ruppe il muro di omertà. I fatti di Bibbiano, conclude Travaglio, in attesa di sapere della sentenza principale se furono reati o solo vergogne penalmente irrilevanti, i fatti di Bibbiano dicono che tutti i bambini dati in affido, in base alle perizie di Foti e dei fotiani, sono tornati alle famiglie naturali. Insomma, questo Foti le ha sbagliate tutte le perizie e sbagliare in quei casi significa sottrarre bambini alle loro famiglie. Come la mettiamo? Lasciamo perdere il penale, dice giustamente a questo punto Marco Travaglio. Tutti i genitori processati per violenze e abusi sono stati assolti. Siccome ora dovremmo tutti chiedere scusa a Foti, con quei bambini e con quei genitori, chi si scusa? Domanda legittima e direi ineccepibile, quella che, quella che pone il direttore del Fatto Quotidiano. Il giornale apre la sua prima pagina con l'Italia che non molla, la svolta sui migranti. Quante volte l'abbiamo letta questa parola, svolta. Poi non è svoltato niente, comunque si aprono scommesse sul fatto che sarà la stessa cosa che a sto giro. Volete scommettere? È facile la scommessa, si vince sicura. Intanto il conflitto è un bivio, la controffensiva è già iniziata, si parla dell'Ucraina che apre il fronte nel sud del paese. A centropagina l'incontro fra Tajani e Weber a Roma, che lascia fuori la Lega, però sostanzialmente i cristiano-democratici sono fondamentali per l'Unione Europea, e tutti gli affari colombiani del lobbista Massimo D'Alema. Tutto questo negoziato deve passare tra di noi, diceva Massimo D'Alema al suo interlocutore colombiano. D'Alema non è uno che si fa abbindolare dalle ideologie, parlava coi fascistoni della destra colombiana, purché scorressero gli affari utili per il paese, per l'Italia e utili anche alla Colombia. Tutto questo negoziato deve passare tra di noi. Per procacciare affari utili, naturalmente, ci vuole anche il mediatore. Il mediatore in tasca. Cosa c'è di male, come scrive Vittorio Feltri? Tutto regolare. Lasciamo la prima pagina del giornale ricordando una firma illustre dello stesso quotidiano fondato da Indro Montanelli, una firma da Montanelli voluta
per la corrispondenza dagli Stati Uniti. È morto a Washington, dove viveva da più di 40 anni, molti ricorderanno questa firma, Alberto Pasolini Zanelli. Stava per compiere 91 anni, bolognese di nascita, scrittore, giornalista, fu inviato speciale di esteri e corrispondente dagli Stati Uniti per Il Giornale, voluto da Indro Montanelli fin dal 1977. Ne fa un bel epicedio, un bel ricordo, un bel ritratto Angelo Allegri sul giornale di stamattina. Il quotidiano nazionale, il giorno nazionale Resto del Carlino, si occupa dei migranti in Europa e poi di migliaia al concerto per gli alluvionati dell'Emilia Romagna, il cuore oltre le nuvole. A Pavia invece: sei un gay, ti ammazzo, minacce in stazione, nell'indifferenza. Nessuno è intervenuto per le minacce contro questo ragazzo gay. Inferno sulla A4, altre 2 vittime della strada maledetta, titola ancora il quotidiano nazionale. Il Mattino si dedica ampiamente all'omicidio di Sant'Antimo, il duplice omicidio, uccide nuora e genero perché li accusa di essere amanti. Il folle gesto del suocero 44enne. Lui freddato in piazza, lei davanti ai figli piccoli. Lo sgomento di familiari e vicini, tutto assurdo. Le armi girano, che è una meraviglia. Nel giorno in cui Sant'Antimo marcia per Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato, un duplice delitto per motivi passionali. Maria Brigida Pesacane e il cognato Luigi Cammisa sono stati uccisi dal suocero, il quale riteneva che costoro avessero una relazione. Erano sposati con i 2 figli dell'omicida. Lasciamo il Mattino, andiamo a vedere il Tempo di Roma. L'apertura è dedicata all'incontro Meloni-Scholz. Scholz si schiera con Meloni, interpreta il Tempo. Emergenza sbarchi, il cancelliere tedesco ha detto: riconosciamo, cari italianucci, i vostri sforzi, e firma il piano tra i 2 paesi. In Lussemburgo, Unione Europea spaccata sul patto per l'immigrazione, alla fine l'Italia vota sì. Il ministro Piantedosi rivendica: non saremo il centro di raccolta dell'Europa per i rifugiati. Ipse Dixit. Ai piccoli borghi 34 milioni contro lo spopolamento, li ha stanziati dalle nostre tasche la ministra Santanchè, e il ministro San Giuliano celebra l'Arena di Verona, un secolo del Tempio per la musica. I progetti pronti per tutti i fondi del PNRR, lo assicura, l'abbiamo visto prima, il vice premier Salvini, 100 opere da finanziare coi soldi PNRR non utilizzati, se il ministro Fitto me lo consente, dice Salvini. Sulla Stampa, oltre all'accordo sui migranti, oltre a Giorgia Meloni che rompe con Orban, oltre alla controffensiva di Zelensky che dice ci riprenderemo tutto, ne parleremo poi con Nicolai Linin alle 8.30, c'è il buongiorno di Mattia Feltri che ritorna su Claudio Foti. Mattia Feltri la pensa sostanzialmente come Marco Travaglio, ma la pensa così anche Maurizio Belpietro con La Verità, come vedremo tra poco. Claudio Foti, psicoterapeuta, caso Bibbiano, è stato assolto, sono contento per lui. Secondo la Corte d'Appello non ci sono elementi per pronunciare una condanna. Bene così. Sarà interessante leggere le motivazioni prima di sentenziare. Una prudenza sconosciuta a Foti, quella del sentenziare, perché Foti collaborava alla sottrazione dei bambini alle loro famiglie, indicando molto spesso numerosi, lo diceva lui, e inequivocabili indicatori di abuso sessuale. Indicatori invece spesso equivocati. Ora Foti esulta, progetta una tournée in Italia per raccontare il suo calvario. In questi anni, scrive Mattia Feltri, quando mi capitava di imbattermi in testimonianze sul lavoro di Foti, cambiavo canale o giravo pagina perché non c'è orrore paragonabile a quello di vedersi portar via i figli con l'accusa di averli violentati. Ieri mi sono fatto forza, ho guardato un po' di quei racconti di padri e madri che si sono ammazzati per la disperazione o hanno riavuto indietro i figli dopo 3, 4, 8, 10 anni. Solo a Bibbiano è successo 9 volte. E molto spesso perché nel disegno di un fantasma, di un fiore o di un albero fatto da un bambino, Foti e il suo staff intuivano simboli fallici o roba del genere. Non sempre un errore è un reato, nemmeno un errore tremendo, nemmeno molti tremendi errori. Non sempre uno condannato è una cattiva persona e non sempre uno assolto è una persona per bene. Non sto insinuando su Foti e spero che non se ne abbia a male, ma se un giorno Foti dovesse suonare alla mia porta, io non gli aprirei, scrive Mattia Feltri sulla Stampa. Dalla Stampa passiamo giusto appunto alla Verità di Maurizio Belpietro, che apre intanto con le clamorose rivelazioni sul traffico d'armi
Con la Colombia, la questione di D'Alema, Leonardo, cioè Finmeccanica, ha dato a D'Alema documenti segreti classificati. Nell'audit interno, cioè nell'esame interno dell'azienda, la contestazione è rivolta ai vertici di Leonardo Finmeccanica. Hanno messo a disposizione dell'ex premier carte con segreti commerciali, omettendo, scrive Giacomo Amadori, come sempre molto informato, omettendo informazioni sui discussi mediatori scelti dal Baffino per fare l'affare. A pagina 2 Giacomo Amadori racconta col consueto dettaglio le trame del Columbia Gate, carte classificate uscite da Leonardo Finmeccanica, guidata sempre dal compagno nel senso di appartenenza politica affine di sinistra, ovvero Alessandro Profumo, banchiere e capo appunto di Finmeccanica Leonardo, carte classificate uscite da Leonardo e finite al compagno D'Alema. Tra compagni non si fanno dispiaceri, si è gentili. La rivelazione nell'audit aziendale, una manina dei piani alti gli passò segreti commerciali, silenzio sui discussi mediatori. E aggiunge Fabio Amendolara, altro cronista eccellente della Verità, l'amico di Max di D'Alema sganciò 20.000 euro al giudice arrestato per corruzione. Il magistrato voleva comprare un introvabile orologio Rolex. Bellissima la storia raccontata a pagina 2. Bellissima e confermativa di tante italiche virtù. Mentre la RAI si tiene Maurizio da Milano era un marciatore, era una persona in gamba appunto, ma era un marciatore, per forza era una persona in gamba. La RAI si tiene da Milano malgrado le balle russe. Sulla Lega, la RAI non riesce a liberarsi dell'ex direttore dell'Espresso Marco da Milano che pubblicò il falso scoop sul Metropol che puntava a demolire la Lega nel momento del suo massimo splendore. La commissione di vigilanza RAI ha preferito chiudere un occhio sull'ottimo Marco da Milano, il quale rimane al suo posto su Rai 3. Anche se nel 2019 da Milano scriveva Salvini sprovveduto, bugiardo, tace. Ma oggi, dopo che la bufala del Rubligate è stata smascherata, è lui ad aver perso l'uso della parola. Mario Giordano non ci sta, parliamo ancora di Bibbiano e di chi mistifica sulla pelle dei bimbi. E poi Maurizio Belpietro, troppi pubblici ministeri distratti sul nostro scoop. 10 anni fa, ricorda il direttore della Verità, la procura di Busto Arsizio spedì i carabinieri ad arrestare il presidente amministratore delegato di Finmeccanica, Giuseppe Orsi. Le accuse nei suoi confronti erano molto pesanti: corruzione internazionale, concussione, tangenti, intermediari, vendita di 12 elicotteri al governo indiano. 5 anni dopo la Corte d'Appello lo assolse. Sarà questo precedente, che vide coinvolta la società quando ancora si chiamava Finmeccanica e non Leonardo, ad avere indotto la magistratura a muoversi con cautela, ad attendere un anno prima di acquisire i documenti e scoprire se qualcuno ha corrotto i politici colombiani per piazzare aerei da combattimento italiani di Finmeccanica Leonardo? Oppure sarà che alla guida di Finmeccanica Leonardo, specializzata anche in armi, non c'era più uno sconosciuto dirigente come Orsi, che per di più veniva dato in profumo di leghista, e invece i vertici erano presidiati da un signore di nome Alessandro Profumo, altro che profumo di Lega, profumava di PD, già noto per essere stato il numero 1 di Unicredit e Montepaschi Siena e per aver dichiarato appunto il suo voto al PD. O forse a richiedere di procedere coi piedi di piombo è stato il fatto che nella vicenda è coinvolto D'Alema. Quanta cautela dunque quando c'è di mezzo la sinistra, scrive Maurizio Belpietro. A centropagina Marcello Veneziani su Massimo D'Alema, che delusione, neanche dei nemici ci si può più fidare, scrive Veneziani, lo confesso, rimpiango baffino di ferro. Ho sempre visto D'Alema come una simpatica canaglia, odiato tanto dagli avversari quanto dai suoi compagni di partito per l'antipatia e per l'intelligenza politica. Guardarlo adesso, caduto in disgrazia, a inseguire 80 milioni di euro colombiani è una delusione. Beh, insomma, 80 milioni non è che fanno schifo, diciamo la verità, ci metti a posto i tuoi figlioli e anche i figli dei figlioli, se proprio vogliamo. In ogni caso, richiesta d'asilo respinta, siriano accoltella 4 bambini nel passeggino, in Francia, migranti, no dell'Italia e altri 9 alla proposta europea, poi l'intesa in extremis. Infine, Giuliano Amato spiega a Giorgia Meloni cosa deve fare: non toccare nulla e diventare
come lui, scrive Claudio Antonelli commentando l'intervista di ieri a Giuliano Amato su Repubblica. A chiudere, sulla prima pagina della Verità, Maddalena Loi, adesso niente scherzi sulla commissione Covid. Usano l'archiviazione del duo Conte Speranza per dire che non c'è nulla da indagare. Falso, scrive La Verità. Anche se sa già di muffa questa inchiesta prima di partire la commissione di inchiesta pure. Lasciamo ad ogni modo La Verità, andiamo a vedere Libero. Libero si occupa in primo piano del blocca Italia, anzi i blocca Italia, la Corte dei Conti che dice sul ponte non va bene perché ci guadagnano i privati, sul PNRR bisogna controllare, eccetera, eccetera. Ma Salvini risponde: nessuno si permetta di fermarci, vedremo che succederà. E ancora in primo piano su un Libero la foto di Concita De Gregorio, che ha mollato Elly Schlein, prima la usannava, adesso la bastona, cosa di un interesse straordinario. A centropagina ancora per i lavoratori del turismo arriva il bonus dell'estate, integrativi fino al 15% per tutta la stagione, e Piantedosi che firma il patto sui migranti. Mentre scrive Vittorio Feltri, il gay pride è solo un circo, lo pensano anche tanti omosessuali. Notizia curiosa, a fondo pagina, Attilio Barbieri, gli allevamenti riducono lo smog, la carne è inquinante, tutte bugie. A pagina 18 c'è il servizio di dettaglio. Sorpresa, gli allevamenti riducono l'inquinamento. Produrre carne vuol dire essere nemici dell'ambiente, tutte bugie. Calcoli rifatti a Oxford. Il bilancio fra l'anidride carbonica prodotta e quella sequestrata nella filiera è negativo, cioè gli allevamenti assorbono anidride carbonica CO2. Questo in prima pagina su Libero. A chiudere c'è l'appunto di Filippo Facci, intitolato oggi Verità nascoste, Italia arretrata, macismo, patriarcato. Ma se guardiamo poi i numeri, Austria e Finlandia hanno 3 volte i femminicidi italiani. In paesi emancipati come Germania, Francia, Regno Unito ammazzano più donne che in Italia e nel nostro nord Italia più che in meridione. Qui il discorso si fa scivoloso perché bisognerebbe considerare che in Nord Italia e Italia intera non sono paesi separati, divisi. Comunque, al di là di questo, in Marocco e Algeria, dove una donna per legge eredita la metà di un uomo e dove è inferiore per motivi religiosi, i tassi sono ancora più bassi. In Brasile e Colombia, paesi violentissimi, i femminicidi sono pochissimi. Quindi le verità sono due. La prima è che più una realtà è evoluta e più gli omicidi tendono a equivalersi fra i sessi. La seconda è che l'Italia ha il tasso di omicidi di donne più basso della sua storia, però ha un tasso di omicidi in famiglia, dove le donne sono uccise con maggior frequenza, che rimane costante. Ma femminicidio si può dire, familicidio no. La famiglia è il luogo in cui si passa più tempo, si coltivano vorticosità affettive, passioni, ma talvolta anche violenza. La donna è tipicamente esposta, ma c'è una violenza su figli o dei figli, sul genitore maschio e tra fratelli e sorelle, e la maggior parte degli infanticidi è fatta da donne. Ma nessuno, conclude Facci, si intesterà una battaglia su figlicidi, parricidi o fratricidi. Giocheremo ancora a maschi contro femmine attorno a un femminicidio che nasconde più verità di quante non ne mostri. Con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di Libero, diamo una scorsa velocissima pure alle prime pagine, se ci arriviamo, ma prima o poi ci arriviamo anche alle prime pagine, dicevo, di alcuni dei quotidiani locali. Per esempio, su Brescia Oggi, schianto in moto contro l'utilitaria, ma anche la filiera siderurgica bresciana mitica da valorizzare. Sul Corriere del Veneto, adesso ci arriviamo un attimo soltanto, c'è il caso di Verona, i poliziotti e l'inchiesta a bis. Calci e pugni, ma gli agenti negano. Bisogna essere molto cauti quando si sparano sentenze subito all'inizio di un'inchiesta perché molto spesso i giornalisti sono latori di notizie che arrivano dagli inquirenti, cioè dalla parte dell'accusa del pubblico ministero. E poi mano a mano le cose si riequilibrano, non sempre così, non è detto che sia così per la vicenda dei poliziotti di Verona, però certamente emergeranno altri dettagli non così truci contro i poliziotti, a occhio e croce. Detto questo, non mi pare che ci sia gran roba sui quotidiani locali, andiamo a questo punto a dare un'occhiata ad alcuni articoli già estratti
dai quotidiani di oggi. Intanto c'è da segnalare sul Corriere della Sera un articolone in cronaca lombarda sulla crisi della Lega in città di Milano, la città del ministro Salvini peraltro. I militanti sono rimasti 100, una emorragia di iscritti leghisti. Le cause, risultati elettorali deludenti, 0 congressi. Fuga dei dirigenti. La Lega a Milano ha fatto i conti con AD di dirigenti storici come Gianmarco Senna, che è andato a fare il vice segretario di Forza Italia sostanzialmente. La crisi dei partiti passa anche dalle tessere, il PD prova a rivitalizzarsi e poi c'è un partito che in Lombardia è nato e che di rinnovamento, scrive il Corriere della Sera, fatica a sentir parlare. È la Lega, che a Milano sta attraversando una crisi nera non soltanto per l'assedio degli alleati, ma anche perché da gennaio a oggi dei 200 militanti leghisti, soltanto la metà, 100, hanno rinnovato la tessera. Ma siamo solo a inizio giugno, dice qualcuno da dentro. Eppure, fanno notare altri, chi voleva rinnovare ha già avuto 6 mesi di tempo per farlo. Il crollo arriva dopo i risultati delle ultime regionali. Il partito in città ha ottenuto 26.300 erotti voti, 10.000 in meno rispetto alle consultazioni 2013. A tener lontani i militanti un partito che non fa un congresso provinciale da 7 anni. La commissaria è Silvia Sardone, eurodeputata, consigliera comunale, che arriva da Forza Italia. Prima di lei c'era il braccio destro di Salvini, Stefano Bolognini, già assessore regionale, oggi nel gabinetto del ministro Valditara. Sarebbe troppo facile addossare le colpe ai commissari cittadini, dice un leghista che rimane anonimo. Il problema è che i militanti non vengono coinvolti, nessun ruolo politico né operativo, eccetera, eccetera. Intanto Massimiliano Bastoni, Max Bastoni, è passato nel Comitato Nord di Umberto Bossi e poi alla fine in Letizia Moratti, e per concludere, a marzo, fulminato sulla via di Arcore, Bastoni è entrato in Forza Italia. A ruota lo ha seguito Chiara Perazzi, ex consigliera del Municipio 5, e poi nel Municipio 9 il leghista Federico Rossi è andato in Italia Viva, nel Municipio 2 il Carroccio ha perso un seggio in favore di Fratelli d'Italia e il dirigente e consigliere regionale Gianmarco Senna è passato anche lui appunto a Forza Italia, così sul Corriere. Per quanto riguarda lo stesso Senna, c'è un'intervista oggi sul giornale, ex consigliere della Lega in regione, candidato col terzo polo di Moratti, da pochi giorni è neo vice segretario provinciale a Milano di Forza Italia. Doppia cifra in Europa e riprendiamo Milano, dice il Senna, che è diventato un fervente, un entusiasta forzitalista. Il benvenuto a bordo di Berlusconi, il terzo polo è naufragato per interessi personali, bisogna sfrattare l'ideologia della sinistra, facciamo proposte meno slogan, dice il neoforzitalista. A proposito di Milano però, un esperto di nuovi lavori è stato purtroppo per lui fermato e beccato dalla polizia. Un baby scafista è stato preso a San Siro. Era in barca con 618 migranti irregolari naturalmente, lui era tra i capi dell'equipaggio, appunto era un baby scafista perché è appena 19enne il ragazzo, parrebbe, quasi minorenne diciamo perché l'età non è stata attribuita a fatica. In ogni caso il peschereccio era stracarico e 3.900 euro a testa per il viaggio Libia-Sicilia da parte dei 618 migranti. Questo 19enne, che era tra i capi degli scafisti, è fuggito da Catania, è stato bloccato dalla mobile a Milano in via Zamagna. È stata stroncata una brillante carriera in un nuovo mestiere. Mentre andiamo a vedere la prima pagina del Quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua, che apre oggi su Termini Imerese, una storica fabbrica siciliana, finalmente il bando, attesa per il futuro del polo industriale. Più che una fabbrica, è un conglomerato ovviamente, un polo industriale vero e proprio. A giorni verrà pubblicata la gara per la vendita dell'area e da istituzioni e sindacati, dopo tanti anni, filtra un cauto ottimismo sul rilancio di un sito essenziale per l'economia nazionale, scrive il Quotidiano di Sicilia. In seconda pagina c'è la questione degli appalti, dell'autorità anticorruzione, l'abbiamo già vista prima, e poi pagina 4, la flat tax, l'Agenzia delle Entrate aperta ai suggerimenti per le partite IVA, imposta sostitutiva al 15% da calcolare su una base imponibile non superiore a 40.000 euro. C'è il punto sulla flat tax all'italiana fatto dal Quotidiano di Sicilia. Ma lasciamo il Quotidiano di Sicilia, uno sguardo lo diamo anche al Sole 24 Ore,
che si occupa del decreto lavoro riscritto dal Senato, smart working e contratti a termine, bonus estivo per il lavoro notturno e in straordinario del personale del turismo. Insomma, anche i rinnovi e non solo le proroghe dei contratti a termine saranno senza causali fino a 12 mesi. Sono state prorogate le norme sullo smart working, ma solo per il settore privato. Arriva un bonus estivo per lavoro notturno e in straordinario del personale del turismo. Nel frattempo in Africa, questa è una notizia curiosa, interessante, che dà il 24 ore, in Africa c'è un piano, un mega piano, per costruire 123 metropoli, 123 grandi città, in campo 150 miliardi di dollari. Anche la Cina è interessata all'Africa, come tutti sanno. L'Eurozona intanto scivola in recessione tecnica, c'è poco brillante la situazione economica, mentre il Foglio di oggi incornicia il numero oggi in edicola con le auree impareggiabili parole di Mario Draghi. Parole pronunciate il 7 giugno, l'altro ieri del 2023, a Boston, al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. Mario Draghi ha letteralmente detto quanto segue: la nostra libertà è la vittoria ucraina. E il Foglio reputa queste parole di capitale importanza, tanto da metterle al posto della prima pagina a incorniciare tutto il giornale di oggi. La brutale invasione russa dell'Ucraina non era un atto di follia imprevedibile, ha detto Mario Draghi, ma un passo premeditato di Putin e un colpo intenzionale per l'Unione Europea. I valori esistenziali dell'Unione Europea sono la pace, la libertà, il rispetto della sovranità democratica, ed è per questo che non c'è alternativa per gli Stati Uniti, l'Europa e i loro alleati se non garantire che l'Ucraina vinca questa guerra. Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri stati confinanti e manderebbe un messaggio agli autocrati che l'Unione Europea è pronta a scendere a compromessi su ciò che rappresenta, su ciò che è. Segnalerebbe inoltre ai nostri partner orientali che il nostro impegno per la loro libertà e indipendenza, un pilastro della nostra politica estera, non è poi così incrollabile. Vincere questa guerra per l'Europa, quindi l'Europa è in guerra sostanzialmente. Vincere questa guerra per l'Europa, ha detto Mario Draghi, significa avere una pace stabile e oggi questa prospettiva pare difficile. L'invasione della Russia fa parte di una strategia delirante a lungo termine del presidente Putin, recuperare l'influenza passata dell'Unione Sovietica e l'esistenza del suo governo è ora intimamente legata al suo successo. Ci vorrebbe un cambiamento politico interno a Mosca perché la Russia abbandoni i suoi obiettivi, ma non vi è alcun segno che un tale cambiamento si verificherà. Insomma, siamo in guerra, dice Mario Draghi. E il Foglio capitalizza le sue parole al massimo grado. Mentre due pagine interessanti ve le segnalo su Repubblica, regole per l'intelligenza artificiale, è Londra a chiedere un'autorità di controllo in Gran Bretagna, appunto, che abbia sede a Londra. A Washington il premier britannico Sunak ha incontrato Rimban Biden, il presidente degli Stati Uniti, e ha annunciato che la capitale inglese ospiterà in autunno un vertice su questo tema, ma l'obiettivo è un altro. Il premier sogna di costruire una sorta di CERN dell'intelligenza artificiale, ma Stati Uniti e Unione Europea hanno dubbi su questa questione. Poi a Bologna Repubblica organizza una discussione, un dibattito. Mentre vi segnalo, a proposito di Draghi, un bel pezzo di Tino Oldani quest'oggi su Italia Oggi. Il pezzo è dedicato a Draghi, appunto, che propone di ridisegnare, siamo alla torre di controllo, la rubrica di Oldani a pagina 8 di Italia Oggi. Draghi propone di ridisegnare l'Europa e portare l'Ucraina nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica, ma Scholz e Macron non ne sembrano affatto convinti. Per Mario Draghi la Russia di Putin, come abbiamo visto prima le sue parole, va sconfitta oppure sarà la fine dell'Europa. Però la Germania e la Francia non sembrano del tutto convinte di questa posizione. Poi se abbiamo tempo, ma credo di no, ci torniamo sopra. Intanto vi segnalo anche la prima pagina di Italia Oggi, con in dettaglio a pagina 24 tutte le novità del decreto lavoro, smart working,
prorogato fino al 31 dicembre per il settore privato, ovviamente, per soggetti fragili e genitori con figli under 14, per i dipendenti pubblici si sta cercando una soluzione. Intanto i giornali italiani, la diffusione dei giornali ad aprile viene pubblicata in prima pagina su Italia Oggi, i giornali italiani mediamente perdono ancora una quantità di copie. Pensate, Repubblica ha perso un altro 14, meno 14% di copie. Il Giornale ha perso il 12%, Avvenire meno 11%, La Stampa meno 10%, anche La Verità ha perso un bel 10% di copie, il Quotidiano Nazionale meno 8%, per farla corta, solo Libero guadagna il 12% di copie, Il Fatto più 3%, tutti gli altri in negativo. Dritto e rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi. Il direttore Magnaschi si occupa di Elly Schlein, che fin da prima di essere eletta segretaria del PD aveva intenzione di eliminare Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Dovendo attendere la fine della legislatura regionale per farlo fuori, ha incominciato impallinando il figlio di De Luca, Piero, che era un apprezzato vice capogruppo PD alla Camera. Se l'è presa con un cognome, dice un esponente del PD a Repubblica. Del resto, chiedo scusa, non a Repubblica, a Italia Oggi, che fa oggi un'inchiesta, pagina 6, sul PD. Del resto è noto che Schlein e De Luca senior sono fatti per non capirsi. Schlein si esprime in modo contorto e sofferto e Italia Oggi ne propone un brano della sintassi di Elly Schlein. Voglio, un partito che investa e costruisca, dei cicli positivi della circolarità, uscendo dal modello lineare, ha detto Elly Schlein. De Luca Senior invece sa parlare alla gente, usa la TV come neanche Pippo Baudo, e al Partito Democratico dà proprio fastidio che ci sia un suo leader che sia capace di farsi capire dal suo popolo. Nelle ultime elezioni un gruppo di professorini dispeptici napoletani voleva già farlo fuori tramando dentro il PD. Per fortuna non ci sono riusciti, De Luca ha preso il 69% dei voti. Adesso nell'operazione Tafazzi si cimenta Elly Schlein, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi mi segnalano anche un bel pezzo di Filippo Merli, pagina 2. I russi investono ancora in Italia e hanno comprato un hotel veneto del 1933 a Santa Croce del Lago, in provincia di Belluno. Lo hanno fatto per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, in vista delle Olimpiadi invernali. Un hotel che si chiama Il Bolognese, nel pieno delle Dolomiti sostanzialmente, in provincia di Belluno. Il Bolognese era famoso perché era gestito da 3 generazioni da bolognesi che facevano le lasagne in piene montagne bellunesi. Se lo sono comprati i russi, che cretini non sono, scrive Filippo Merli a pagina 2 di Italia Oggi. Mentre non serve inventare nuovi reati, c'è un bell'articolo su questo punto di Domenico Cacopardo, pagina 4 di Italia Oggi. Basta invece utilizzare con determinazione le fattispecie di reato che già esistono, perché il vezzo, non cambia mai. Si inaspriscono le pene, basti pensare appunto alle gride manzoniane, no, del periodo della dominazione spagnola, per cui c'era un problema sociale, c'erano i bravi, facciamo le gride, ma i bravi continuavano a esistere, la criminalità continuava a imperversare, solo che avevi fatto 100.000 leggi in più in 10 anni, inutili, solo buone per gli azzeccagarbugli che difendono i potenti e i prepotenti oltretutto. Comunque non serve inventare nuovi reati, buonismo e rilassatezza alimentano la delinquenza. Se pensiamo a Verona, ai poliziotti torturatori, vi pongo una semplice e stupida domanda, scrive Cacopardo. Visto che c'erano le intercettazioni, da quanto andava avanti la situazione? Da quanto i capi della questura hanno permesso che i deviati, fra virgolette, tutto da provare, continuassero a deviare? E poi la certezza della pena è stata inquinata fin qui dal perdonismo, figlio illegittimo di una cattolica indulgenza che va bene nelle sagrestie, tanto bene da far assolvere in diritto canonico, di certo in passato, i preti predatori, ma non nei commissariati. Di fronte all'inefficienza dell'autorità giudiziaria e dei vari troppi corpi di polizia, non potendo toccare queste categorie, si preferisce rispondere alla richiesta della pubblica opinione inventandosi nuovi reati, il che non risolve alcun problema.
lo sposta semplicemente. La riflessione di Cacopardo è cristallina a pagina 4 di Italia Oggi. Mentre vi segnalo ancora ieri, sul numero di ieri, un altro bel pezzo di Domenico Cacopardo che si occupava del PD di Elly Schlein sempre in agitazione. Sul ruolo della Corte dei Conti non si è nemmeno accorta la segretaria del PD che questa norma fu approvata proprio dal PD in epoca governo Draghi. In 8 mesi il centrodestra non è riuscito però ad aggiornare il PNRR. Dopo 8 mesi di governo il centrodestra non ha ancora prodotto un documento argomentato e coerente che indichi un elenco finale e convincente sul quale rimodulare tutta la grande operazione storica del PNRR. Bandiera al vento, invece, Elly Schlein è pronta a cogliere ogni occasione, anche la più assurda, dando alla direzione del PD un andamento schizofrenico. È capace di aggredire Giorgia Meloni e il suo governo per decisioni che invece ripropongono scelte già fatte in passato dal PD. C'è poi anche il tema della missione del cardinale Zuppi in Ucraina. Mai momento fu più sbagliato, argomenta Cacopardo. Si sono aspettati 16 mesi per compiere un passo ufficiale verso la mediazione vaticana, dimenticando che non c'è mediazione possibile tra l'aggressore e la vittima. Diego Gabutti ricorda anche lui molto efficacemente Alberto Pasolini Zanelli, grande firma del giornale da Washington, cronista attento di una parentesi felice nella storia che fu terribile del Novecento. Il ricordo di questo storico inviato del giornale di Montanelli negli Stati Uniti a pagina 12 di Italia Oggi di stamani. Mentre sempre da Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo di Gianni Macheda, siamo a pagina 6. L'Italia è quel paese dove se guadagni 100 in realtà te ne danno solo 50. No, ti mangia bene se te ne danno solo 50, va aggiunto a quel che argomenta Macheda. Papà, mi spieghi l'Italia? Certo, cara, vieni qui. Allora, l'Italia è quel paese dove tu guadagni 100, ma in realtà te ne danno solo 50. E gli altri? Gli altri se li tiene lo Stato per farci tante cose utili a tutti. Ne basterebbero 25, ma fintanto che non capisce come farseli bastare, continua a prendertene 50. E poi? Chiede la bambina. E poi, spiega papà Gianni, l'Italia è quel paese che ha tante cose belle, palazzi, musei, dipinti, resti di antiche civiltà, ma pochi riescono a vederli. E perché? Domanda la bambina. I proprietari sono gelosi? Hanno paura che si rovinino? No, spiega il papà, diciamo che a volte il proprietario, che poi quasi sempre è lo Stato, non sa neanche di averle queste cose belle e quando sa di averle spesso non sa curarle o pretende che tu le vada a visitare nei giorni in cui lavori e viceversa non ti fa entrare nei giorni di festa o ancora te le fa pagare talmente tanto che ti passa la voglia di vederle. E poi l'Italia è quel paese dove pochi sanno l'inglese. Ma come, dice la bambina, noi a scuola l'inglese lo studiamo. Certo, ma non è sempre stato così, risponde il papà. Diciamo che mentre in Italia tanti studiosi, professoroni si riunivano per decidere se fosse meglio fare più ore di latino o di greco, o se lo studio della storia dovesse arrivare alla prima o alla seconda guerra mondiale, in paesi come l'Olanda decidevano che per prima cosa tutti i ragazzi dovevano conoscere 2 lingue, la propria e l'inglese, e poi tutto il resto. Diciamo che abbiamo perso un po' di tempo. Ti ho già detto abbastanza, mi pare, conclude il papà. L'Italia, in fondo, è questo, un bel posto dove però le persone dovrebbero impegnarsi di più, pensando al futuro di bambini come te, concentrarsi sulle cose importanti che restano. A proposito, come ti stanno le nuove Nike che ti ho comprato ieri? Così su Italia Oggi il papà Gianni alla sua bambina. Mentre vi segnalo 2 articoli molto belli del nostro Antonino Danna usciti ieri. La libertà più grande che abbiamo perso è quella di annoiarsi, colloquiare con se stessi, leggere un libro, una rivista, Tex. Una rievocazione del 1998, quando il nostro Antonino fece la maturità, e la racconterà ad altri ragazzi della scuola presso la quale è stato invitato a spiegare cos'era il 1998 e la maturità del 98. Molto bello il pezzo che compariva a pagina 10 ieri di Italia Oggi, ma su italiaoggi.it potete rileggervelo, così come potete rileggervi anche un altro articolo del nostro Antonino Danna che è stato pubblicato sempre nel numero di ieri. Intanto però su Italia Oggi anche questo è stato, risale a ieri giovedì, c'è un bel pezzo, ve lo cito rapidamente, lo ritrovate sul sito di Italia Oggi all'edicola,
di Dino Panigra sull'Alitalia o Ita Airways che dir si voglia. È morta di consunzione, bisognerà accendere un cero alla tedesca Lufthansa se la prende. Un buco enorme è stato per tutti noi e per le nostre tasche all'Italia. Deo gratias alla Lufthansa che se la prende. C'è poi Max Del Papa, uno straordinario collega che per fortuna parla anche qui con noi a Radio Libertà, spesso intervistato da Pierluigi Pellegrin, uno straordinario collega le cui invettive, diciamo che è un genere a parte questo, ma lui eccelle più di Savonarola, nelle invettive è straordinario ed è ineguagliabile. L'altro giorno sui festeggiamenti per la vittoria del Napoli dello scudetto è stato impareggiabile qui su questa radio con Pierluigi Pellegrin e Max Del Papa ha scritto sempre ieri un bellissimo pezzo su Ita Oggi su Vasco Rossi e tutti questi cari cantanti imborghesiti. Vi è andata di lusso, accontentatevi e non tiratevela da santi, immacolati, verginelli, pure martiri. Giuro che non li sopporto più. I cantanti miliardari, prima con la lira, in overdose, non è un termine scelto a caso, di qualunquismo, quelli che dicono voi politici mi fate schifo, non si salva nessuno, signora mia. Un discorso da ringhiera, da portineria o da parrucchieria. Lo ha fatto anche il Vasco Rossi. E da qui parte la straordinaria invettiva di Max Del Papa. Ma lasciamo, scusate, adesso ci fermiamo un attimo. No, non ci fermiamo un attimo per niente. Ritorno subito, velocemente, sugli altri articoli che vi segnalo molto rapidamente. Oggi ne abbiamo selezionati alcuni. Da Avvenire, per esempio, c'è da segnalare un pezzo di politica interna, pagina 9, laddove si riportano le opinioni e gli intenti della ministra per le riforme Elisabetta Alberti Casellati, vien dal mare, si è aggiunto con simpatia, la quale ministra avvisa che siamo pronti ad andare da soli, che è una frase che ha sempre il suo effetto anche se non conduce da nessuna parte. La ministra indica le priorità della maggioranza, prima un modello di forma di governo e poi una legge elettorale. Chi ci sta, siamo pronti ad andare da soli. Cosa vuol dire? Niente, però suona abbastanza bene. Nel frattempo, su Avvenire, i prestiti personali continuano a essere a tassi molto elevati. Se te vai a chiedere un prestito, paghi interessi notevolissimi, ma gli italiani non ci rinunciano, si indebitano, beati loro. Bel conto. L'importo medio è di 10.000 euro di prestiti, esigenze di liquidità, acquisto di auto usate, che costano come il fuoco, tra l'altro, e consolidamento dei debiti sono le motivazioni principali. Per gli ultra 54 anni, e questo è un dato triste purtroppo, ci si indebita anche per le spese mediche. La sanità è un'eccellenza, vero? Dappertutto in Italia. Mentre sulla cronaca lombarda e milanese del quotidiano Avvenire c'è un altro dato preoccupante, gli adolescenti incubo malattie mentali. A occhio e croce, vedendo quello che c'è in giro, questo qui è un dato vero, cioè di adolescenti di cui vedendoli per strada sospetti la malattia mentale, ce n'è secondo me una quantità enorme. Comunque, al di là di questo, a rischio sono 2 giovanissimi su 10. Ha preso il via un progetto, Upgrade si chiama, che offre nuovi stimoli ai ragazzi che vivono gravi crisi psicologiche. L'iniziativa realizzata da Sole Terre, Fondazione Guzzetti, Università Cattolica, San Matteo di Pavia, l'ospedale, coinvolgerà 5.000 giovani dell'area metropolitana di Milano. Una roba interessante invece è Parolario, la rassegna comasca di libri, parole, eccetera, eccetera, arte, letteratura e scienza, con Plinio il Vecchio tra clima e intelligenza artificiale. Il tradizionale festival, giunto alla 23esima edizione a Como, vedrà tra gli ospiti di quest'anno la virologa Capua, lo storico Cardini, il meteorologo Mercalli. Nei loro interventi si ispireranno alla naturalis storia di Plinio il Vecchio, giusto appunto, mentre Piantedosi, intervistato dal Corriere della Sera, dice abbiamo rifiutato i soldi, l'Italia non diventerà un centro di raccolta per i migranti, è passata la nostra linea con noi anche gli stati del nord, vedremo. E sempre sul Corriere della Sera, in pagina di politica, l'ira della Lega contro il ministro Tajani, vice segretario di Forza Italia, di uno dei capi insomma, del partito di Berlusconi. Cosa ha fatto Tajani? Ha detto stop all'asse con Salvini nell'Unione Europea. Perché ha detto Tajani, il Partito Popolare Europeo non si può alleare col gruppo di Identità e Democrazia, che è quello che ingloba anche l'estrema destra tedesca AfD e il partito della Le Pen in Francia, ed è il gruppo della Lega. La Lega risponde
Voi invece state con i socialisti, vergognatevi Tajani e compagnia. E poi alla Lamezia c'è il procuratore Gratteri, l'indagine, il processo Rinascita Scott, maxi processo sull''ndrangheta, chieste condanne per 4.000 anni, ma della cosa sembra che non interessi niente a nessuno perché finisce a pagina 18 del Corriere della Sera così. Gli imputati sono 322, sarebbe un maxi processo, ma è c'è una maxi indifferenza, diciamo così, sul maxi processo. Sotto accusa colletti bianchi, imprenditori, politici come l'ex senatore Pittelli, ma francamente della cosa sembra che non interessi niente a nessuno. Mentre Bruno Vespa è molto umano, chiede 100 euro nella sua splendida masseria di Manduria dove produce anche dello squisito e cellenterrimo vino, chiede 100 euro per cenare con i ministri di Giorgia Meloni. Mi sa che sono le 8:30 che dobbiamo fermarci, anche se avevamo tante altre cose gustose di cui parlare. Una roba gustosa è certamente la terza giovinezza della Vismara che produce salumi, celeberrimi, Casatenovo, Lecco, una storia industriale lunga 125 anni. Ma con questo ci fermiamo un attimo e poi cambiamo argomento e parliamo con Nikolai Lilin tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà.